Io mi chiamo Daniele, lavoro qui da 15-16 anni. Il mio percorso scolastico, io sono perito metalmeccanico, quindi c'è qualcosa che non c'entra niente con la tipografia, con la stampa, con la grafica, però intendo un pochino di macchine e soprattutto il mio percorso scolastico mi ha permesso di affinare la precisione. Sembra un controsenso, un paradosso, nel 2020 tornare a utilizzare un sistema che è questo, quindi i caratteri mobili, gli spazi, i margini, e il sistema che noi utilizziamo qui è quello che ha inventato Gutenberg, quindi da 570 anni si fa così. E perché nel 2020, nel terzo millennio, utilizzare di nuovo un sistema con i nostri sistemi moderni, con i nostri sistemi ultra veloci? Il bello di questo sistema è che possiamo fare delle cose molto complicate, però che hanno un sapore che il mio computer non mi permette di avere. Chi sceglie questo tipo di lavorazione viene qua, vede, alcune volte si innamora di questo sistema, perché è una cosa che non si trova, una cosa comune fino a 50 anni fa, che adesso non si trova più. Dopo mi è sempre piaciuto anche usare le mani, che sono due strumenti artigianali perfetti, perché noi abbiamo a disposizione due strumenti che sono utili e indispensabili per fare qualsiasi cosa. La cosa che mi dicono tutti è: scriviamo, ma noi con i caratteri mobili non scriviamo, ma componiamo.